Agrigento ha celebrato la festa di San Gerlando, patrono delle città dei templi e di Porto Empedocle. Ieri pomeriggio, presso la cattedrale, si è svolto il solenne pontificale presieduto da Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio, città di Castello, assente il cardinale Don Baldo Reina, come preannunciato, rimasto a Roma per celebrare una messa speciale per la salute di Papa Francesco. San Gerlando, vescovo di questa chiesa, in un tempo sicuramente difficile, ma anche un tempo di rinascita per la Chiesa, per la città e la diocesi, questo esalta la sua figura. San Gerlando ha aiutato gli altri, è un esempio che passa i secoli e giunge fino a noi perché abbiamo bisogno di rinnovare la nostra fede. In questo momento una preghiera per Papa Francesco che possa tornare tra noi. Questo quanto affermato dal vescovo Paolino Beducci. Questo quanto affermato dal vescovo Paolucci Bedini. Durante la messa è stata accesa la lampada che custodisce l'urna con le reliquie di San Gerlando. La fiamma, alimentata dall'olio che ogni anno una comunità della diocesi offre, quest'anno è stata quella di Agrigento, con il capo, il sindaco Francesco Miccichè, ad offrire l'olio, quindi la preghiera del corpo della Polizia Municipale di Agrigento. Emozionante per tutta la comunità e sono, soprattutto per me, offrire l'olio a San Gerlando, quanto dichiarato dal primo cittadino Francesco Miccichè. E San Gerlando è stato vescovo di questa chiesa, in un tempo sicuramente difficile, ma anche in un tempo di rinascita della chiesa, della città e della diocesi. E questo esalta la sua figura di pastore, di apostolo, di colui che ha messo tutta la sua vita, la sua testimonianza di fede per aiutare gli altri a riconquistare la fede e a ricostituire la comunità. E quindi è un esempio non solo luminoso, ma anche un esempio che passa i secoli e giunge fino a noi, perché abbiamo sempre bisogno di rifondare la nostra fede e di rinnovare le nostre comunità. In questo momento sempre la nostra preghiera è rivolta alla sua salute e ai momenti di difficoltà che sta vivendo, ed essendo questa una festa patronale imploriamo tutta l'intercessione di San Gerardo proprio perché il Santo Padre possa vivere bene queste ore e poter anche tornare al suo ministero. Oggi San Gerlando ci troviamo qui in cattedrale per la cerimonia e quest'anno toccherà ad Agrigento nell'offertorio portare l'olio santo qui davanti proprio l'urna di San Gerlando. Penso che è emozionante per tutti noi, anche io come primo cittadino che rappresento della città, mi crea non poca emozione. E ci sono anche i vigili urbani, ci sono tutte le autorità, e penso che così come ogni anno si rinnova questa cerimonia del nostro santo patrono.